Beh, io direi che oltre anche l'immaginazione che avevamo, sapevamo che abbiamo dei prodotti di un'eccellenza e sono di fuori classe, cominciando dal Soligo Oro, che veramente è una storia su questo prodotto, del 1883, questo prodotto che continua a essere fatto qui in quest'area, area che è diventata anche UNESCO. Ma quello che ci dà soddisfazione di questo, no, è che non è l'unica medaglia che ha preso, perché il Cassius Veneti ha preso il primo, e sul premio Villani ha preso il primo e su questa ha preso il primo. Vuol dire che prendere 3 medaglie d'oro su 3 concorsi, no, e su questo che è mondiale, no, da lì si capisce che è veramente un prodotto fuori classe. La Casatella ha avuto anche un altro premio a Milano un po' di anni fa. Sui formaggi freschi ha vinto il primo. Io credo che sia un prodotto che non ha uguali per la freschezza, l'acidità. È un prodotto che si presenta bianco, ma di una bontà, acidulo e anche dolce nello stesso tempo. È un formaggio che non ha uguali. Non ce l'aspettavamo a livelli mondiali, ma è veramente un orgoglio per i nostri casari, un orgoglio per il nostro territorio e un orgoglio perché è una DOP del Veneto e di Treviso in maniera particolare. Il mascarpone è la felicità delle donne, ma non solo, perché fanno anche il mascarpone, ma anche di tutti quelli che mangiamo il tiramisù. È qualcosa veramente di eccezionale, ma è un prodotto che ha storia, è un prodotto che ha tradizione, è un prodotto che viene fatto qui da sempre, ma è un prodotto che viene fatto con una tecnologia che è veramente del tempo, è una tecnologia che viene da tantissimi anni, non è le ultime tecnologie, per quello che ha questa bontà, questo sapore e che riesce ad essere bellissimo. Beh, sicuramente una soddisfazione non solo per il comune di Farra, dove appunto dal 1883 abbiamo l'onore e la fortuna di avere la latteria, ma è un onore per tutto l'intero territorio. Non a caso uno dei premi porta proprio il nome di questo territorio, quindi Soligo, per cui è una bella soddisfazione per tutto il comparto, è una soddisfazione per un intero territorio, come ho detto poco fa. La latteria Soligo è sempre presente, dovrà essere sempre più presente in quello che è poi adesso stato riconosciuto sito UNESCO, perché non è solo l'aspetto vitivinicolo, ma è anche questo tipo di aspetto, perché se all'inizio non ci fosse stata la latteria di Soligo probabilmente adesso non avremmo neanche le rive e tutto quel territorio che conosciamo in tutto il mondo. Per cui io spero e auspico, insomma, che la latteria Soligo vada avanti su questa strada di crescita, perché, ripeto, è un vanto per tutti noi, per l'intera comunità, ma soprattutto per un comparto sempre più bistrattato come è quello del latte. Per cui grazie ancora e complimenti per l'impegno che profondete e portate avanti per il territorio stesso.